Buongiorno a tutti, cari amici. Oggi facciamo qualcosa di un po' diverso dal solito tour nei nuraghi e voglio presentarvi una bellissima, eventuale attrattiva che c'è nel Castello di Quirra. Ne approfitto perché questi giorni, oggi e domani, c'è Monumenti Aperti. Siamo qua per dare una mano, diciamo, a tutta l'organizzazione per accompagnare un po' i turisti o comunque chi è interessato. Siamo venuti di mattina a fare un sopralluogo e ne abbiamo approfittato per venire a vedere quella che viene chiamata Su Stampo dei Giovanni Cummele, una grotta che si è creata diciamo, ai piedi della montagna del Castello di Quirra, nel calcare, che è importante perché sono stati ritrovati al suo interno dei resti di culture preistoriche. Quindi vi metto sotto i riferimenti anche degli studi che sono stati fatti. Ed eccoci qua, siamo all'ingresso, come vedete alle mie spalle. Stiamo per entrare, non entreremo non andremo perché non siamo speleologi, non abbiamo attrezzatura, non siamo pratici, però vi vogliamo almeno un po' far vedere un po' l'ingresso, ecco, un po' come si struttura questa grotta. Ci vediamo dentro. Eccoci dentro su Stampu. Siamo sotto il castello di Quirra, quindi il monte del castello di Quirra, quindi una montagna di calcare che dà dei colori meravigliosi alle pareti di questa grotta e delle altre che ci sono su, però ci stiamo parlando di queste. Intanto ci tengo a precisare che siamo praticamente al piano terra perché siamo a livello della strada, ed è una grotta che trovi di colpo nascosta dietro un cespuglio, cioè non è che grandissime indicazioni, però noi l'abbiamo trovata. Ma ho sentito un rumore. Ma è bellissima, adesso ve la faccio vedere. Ecco qua, ovviamente non mancano i cretini che pensano bene di lasciare i segni della loro idiozia sulle pareti. Bello, guardate le gocce lì, quelli formeranno delle piccole stalattiti. Ma guardate i colori, adesso lo so che... Ora proviamo a infilarci. Intanto ci sono due, eccoli qua, uno è qua, vedete ci sono due passaggi e uno a destra e uno a sinistra. Pillola rossa o pillola blu. Adesso ci prendiamo questa rossa qua e proviamo a vedere dove porta. Ragazzi, guardate che colori meravigliosi. Lo so, non si vede bene. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Sembra la Cappella Sistina, sembra. Solo che vedete che stanno rompendo tutte le stalattiti. Qui bisognerebbe mettere un cancello de ferro umano e chiuderla perché la stanno distruggendo. Guardate che meraviglia. Continuiamo a gironzolare qui davanti all'ingresso. L'ingresso, come vedete, è lì, quindi non ci stiamo allontanando nonostante poi ci sia, ecco, un canale che va verso lì in fondo, uno che scende qui giù, un altro che gira lì, quindi diciamo che la possibilità di perdersi qua è molto alta, quindi è sempre meglio non allontanarsi troppo dall'ingresso e magari tornare con gente esperta che ci possa guidare. Però ragazzi, è meravigliosa. Voglio farvi vedere ecco, bravo Dani, con due luci così esce meglio. Volevo farvi vedere la volta. Guardate, sembra una cattedrale. Guardate che meraviglia. È meraviglioso. E continuano. Poi, come vedete qua, queste stalattiti spezzate. Qualcuno se l'ha portata a casa. Ecco, faccio un altro appello a chi di dovere. Chiudetela, mettete un cancello. Lo so che è brutto perché sarebbe bello che fossero visitabili, ma visto che non c'è rispetto, a questo punto conviene lasciare che lei faccia il suo corso, mettere un bel cancello e far entrare soltanto persone autorizzate. Eccolo qua. Guardate che meraviglia, guardate. Che bello, guardate. Cioè, guardate i colori.
Secondo me se facciamo una bella ricerca storica qua scopriamo che le ha dipinte Michelangelo. Dani, cosa ne dici? Potrebbe essere. Guardate, continuano, proseguono laggiù. Giriamo qua. Qui c'è una nicchietta. Non so se si vede. E anche lì, guardate. Punta la luce lì dentro. Ecco così. Ok, siamo usciti. Ringrazio l'amico Danilo di Limens Arrabus Gereu per la compagnia, perché io sono anche un po' claustrofobico e quindi l'interno non è che ero molto sereno. Mi ha tenuto alla mano, diciamo, nei momenti nei momenti di difficoltà. Allora, non segno il punto, anche se poi penso che sia anche non sia difficile da capire dove, però non segno il punto, non do indicazioni su come arrivare, perché veramente quello che abbiamo visto, lo scempio che abbiamo visto qua dentro è da pelle d'oca. Io ci metterei qua un masso qui davanti, bloccherei proprio l'ingresso, non farei entrare più nessuno, perché vedere come è stata violentata e deturpata quest'opera d'arte mi fa veramente cadere le lacrime. Quindi, scusate, ma veramente. Quindi vi salutiamo, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Se vi è piaciuto il video mettete like alla pagina, seguiteci su Facebook, su Instagram, su YouTube, condividete, fate condividere ai vostri amici, divulgate il verbo, fateci conoscere perché siete la nostra linfa. Alla prossima.